responsabile civile, ma anche liquidazione fatta amministrativa, soggetto costituitosi in giudizio a norma dell'articolo 85 del codice di rito, con intervento di cui è stata dedotta la tardività, sulla ritualità del deposito di documenti avanzata da Consob all'udienza del 9 marzo 2018, su cui le parti hanno dedotto all'odierna udienza, sulla questione di incompetenza territoriale di questo ufficio giudiziario sollevata all'udienza del 9 marzo 2018, sulla ulteriore eccezione di nullità del capo di imputazione che è stata reiterata dalla difesa Trinca all'odierna udienza dopo l'integrazione dei capi 2 e 8 dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'esito di apposito provvedimento sul punto reso alla scorsa udienza, ritenuto, quanto a tale ultima eccezione, che il capo di imputazione, così come integrato in data odierna, risponda ai requisiti di cui articolo 417 lettera B del codice di rito, essendo stata precisata dall'ufficio del pubblico ministero la posizione di legale rappresentante del Trinca, nonché specificate le modalità del suo concorso nei reati contestati. Ritenuto a tal fine che il riferimento all'utilizzo da parte del Trinca della posizione di autorevolezza derivante dal ruolo ricoperto a supporto del consoli consenta di ricondurre l'attuale contestazione all'ipotesi del concorso di tipo morale, evidenziato in ogni caso che l'impostazione accusatoria, così come attualmente formulata, sia comunque tale da consentire un'adeguata difesa nel merito. Ritenuto che possa essere ammessa, ai sensi dell'articolo 421, comma terzo del codice di rito, la documentazione prodotta alla scorsa udienza da Consob, non pregiudicando in alcun modo tale acquisizione il diritto di difesa degli imputati, ritenuto del pari che possono essere acquisiti, nulla avendo opposto le parti, i documenti e le memorie, di cui al verbale dell'udienza odierna, oltre alla consulenza tecnica che è stata depositata dalla difesa da Gui e Giovannone. Rilevato che con separata sentenza pronunciata all'odierna udienza viene contestualmente dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Roma in relazione al presente procedimento, ritenuto che l'effetto che consegue a tale decisione è la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, che si determina all'esito della trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e non direttamente a quest'ultimo, Cassazione 42794 del 2001, Schiavone. Ritenuto che con la suddetta regressione viene dunque meno ogni efficacia delle statuizioni sulle questioni preliminari già adottate da questo GUP, sia in ordine alla costituzione delle parti civili che alla successiva citazione del responsabile civile autorizzata all'udienza del 26 gennaio 2018, ritenuto pertanto che sia ultronea in questa fase una pronuncia sulla regolare costituzione del rapporto processuale nei confronti di Intesa San Paolo e segnatamente sulla richiesta di esclusione che è stata avanzata da quest'ultima ai sensi articolo 86 del codice di rito, considerato che anche in relazione al successivo intervento volontario di Veneto Banca, di cui è stata eccepita la tardività, debba pervenersi alle medesime conclusioni. Per questi motivi dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di esclusione del responsabile civile Intesa San Paolo, nonché sulla richiesta di esclusione del responsabile civile Veneto Banca, intervenuto volontariamente a norma dell'articolo 85 del codice di rito, ammette la documentazione prodotta da Consob, nonché le difensive documenti della consulenza tecnica di parte del Presidente dell'udienza odierna, dichiara con separata sentenza l'incompetenza per territorio di questo ufficio giudiziario. Adesso vi alzate in piedi. Repubblica Italiana del popolo italiano.
Visto l'articolo 22 comma 3 del codice di procedura penale, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a giudicare gli imputati Trinca Flavio Consoli Vincenzo, Marcolin Flavio, Bertolo Stefano, Da Pietro Giovanni Gianflavio, Gianni Mosè, Lembo Massimo, Merlo Renato, Sausa Diego, Stiz Michele, in ordine alle condotte loro rispettivamente ascritte nel presente procedimento per essere territorialmente competente il Tribunale di Treviso, che per l'effetto dispone che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso. Violenza tolta, È una rivoluzione. È una rivoluzione. Pazzesco.